Di altro, parliamo della nostra città, parliamo di Taranto e di alcune zone in particolare come San Vito. Si disegna il nuovo piano urbanistico generale, c'è il confronto della commissione con i cittadini e nelle scorse ore proprio i cittadini residenti di San Vito hanno messo sul tavolo i loro sogni e i loro bisogni rispetto alla vita nel quartiere. Che cosa hanno chiesto e di cosa hanno bisogno? Ne parliamo con Ilenia Gallo, che è presidente del comitato di San Vito. Buongiorno Ilenia. Buongiorno a tutti. Allora Ilenia, quali sono le esigenze innanzitutto? Quali sono i bisogni dei residenti? Che cosa avete chiesto a chi sta scrivendo, disegnando questa città del futuro? Allora, eravamo presenti all'incontro perché insomma era giusto che fosse così, avendo anche seguito un po' tutto il percorso del documento programmatico preliminare, ma soprattutto il percorso di rigenerazione urbana che su Taranto, in particolare anche sulle tre fasce costiere, quindi San Vito, Lama e Talsano, già dal 2015 un po' si sono iniziati a delineare quelli che sono i bisogni e i desideri di tutta la comunità. Abbiamo ribadito quello che necessita in zona, anche se poi diciamo che dopo il Covid un po' qualche esigenza ha preso il sopravvento rispetto ad altre. Certo. E quindi abbiamo dovuto un attimo rivisitare un po' il tutto. Ecco, nel dettaglio che cosa avete, di cosa c'è bisogno a San Vito? Sì, sostanzialmente rimangono come stella polare insomma le cose che un po' sentiamo quotidianamente dai cittadini, dalle famiglie eccetera. Sicuramente la realizzazione di un parco urbano sarebbe quella che un desiderio, un bisogno che emerge in maniera preponderante. Perché sbaglio, a San Vito non avete una piazza? No, non c'è una piazza. Diciamo che chi sa, insomma, lo sa, qualche telespettatore lo sa, l'assetto urbano non è proprio eccezionale perché chiaramente sono stati fatti degli sbagli in termini urbanistici nel passato, però non ci sono dei punti di aggregazione e siccome ci sono dei vuoti urbani e degli spazi verdi molto, molto grandi ma soprattutto abbandonati e quindi chiaramente anche pericolosi, la cosa che chiediamo a gran voce da un bel po' di tempo insomma è un parco urbano che poi metta in connessione le aree e ci sono le possibilità. Ma soprattutto sia un luogo di ritrovo, insomma, di convivialità, di vivibilità, insomma, le persone vogliono stare serene e quando possono e hanno un po' di tempo, insomma, trascorrere nella maniera più semplice anche. Quali sono le risposte che in qualche modo avete avuto? C'è stata solo una fase di ascolto o in qualche modo qualcosa vi ha fatto percepire che è possibile o non è possibile? Allora, quella attenzionata come area non è di semplice realizzazione, però pare che ora con l'avvento anche del piano del Just Transition Fund possa, essere una finestra in cui dove inserire insomma la rigenerazione e la creazione di questo parco urbano che abbiamo evidenziato. Chiaro che poi ci sono altre serie di problematiche, però chiaramente sono al vaglio. No, ci interessavano quelle principali. Naturalmente continueremo a raccontare i bisogni di San Vito come di tutti gli altri rioni di Taranto. Intanto grazie a Ilenia Gallo, presidente del comitato, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.